Sta lottando tra la vita e la morte al cafoncello di Treviso Khalid El Gaboubi, il titolare di quel ristorante di kebab che domenica sera è stato travolto da un'automobile guidata da una giovane, da un 22enne. È un impatto tremendo, tanto che El Gaboubi è stato sbalzato diversi metri di distanza per poi finire contro il cordolo del marciapiede. Gravissime le sue condizioni. Siamo in Borgo Riva, 2 passi dal centro storico di Castelfranco Veneto. El Gaboubi stava rientrando a piedi al suo ristorante dopo aver gettato le immondizie dalla parte opposta della strada, quando, mentre si trovava sulle strisce pedonali, è arrivata la Iaris che l'ha centrato in pieno. Immediati soccorsi, sul posto anche l'eliambulanza. Il 57enne è stato portato in condizioni disperate al Cafoncello, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e dove sono accorsi tutti gli amici. Abbiamo parlato con i medici prima di ritorno a casa verso le 2 di notte, ci hanno detto che la situazione è gravissima, che lui ha avuto un'emorragia interna alla testa più un colpo al torace. Questo è cioè quello che ci hanno detto i medici ieri sera. Speriamo bene, veramente stiamo pregando tutti per lui. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, un intero borgo che sta pregando perché Khalid El Gaboubi torni a casa dalla moglie e dal figlioletto. Una strada che si conferma molto pericolosa perché la gente corre e non rispetta i limiti di velocità. Qua veramente è diventata una cosa insopportabile perché delle volte delle persone passano con velocità elevatissime, noi abbiamo paura sia per le persone che per i bambini, perché qua c'è una scuola, c'è un asilo nido, una scuola materna. Speriamo che l'istituzione col Consiglio Comunale prenda qualche provvedimento, non so io, magari mettendo dei dossi, qualcosa per cercare di abbassare queste velocità.